Bene, eccoci qua con Carlo Mazzarella, oggi bomber con una doppietta per il Portogruaro. Comunque sei sempre e ti vediamo sempre molto, molto attivo quando giochi. Ne prendi tante di testa, sei contento della tua prestazione in primis e poi parliamo del Portogruaro della partita. Sì, beh, della mia prestazione sì, anche perché vengo da un periodo che ho avuto qualche problemino fisico e per me era importante trovare un po' di continuità. Adesso sono 2 partite che riesco a giocarle tutte quante e niente, quando fai gol fa sempre piacere, ne avevo anche un po' bisogno visto che avevo avuto questi problemi qua. E della prestazione della squadra sicuramente dimostriamo di essere squadra perché andiamo sempre sotto purtroppo E bisogna cercare di evitare quel lì passaggio. dobbiamo lavorarci perché ne abbiamo parlato anche tra di noi e non ti va sempre bene e niente, dopo Allora guarda, ti interrompo io un attimo. sì. Il primo gol l'hai fatto sul rigore, sei tu il rigorista o avete deciso lì al momento, siete in 2-3 a seconda chi si Ma presenta? il venerdì diciamo che siamo in 2-3 che proviamo i rigori e me la sentivo e insomma ho anche un po' di esperienza da poter prendere questa responsabilità e Sei andato a colpo sì, sicuro, avevo insomma. voglia di fare gol, avevo voglia di fare. Ci racconti il secondo gol? Il secondo gol, niente, c'è stato questo rimpallo qua, sono andato sicuro di Hai tirato una prenderla, bordata? l'ho calciata bene, ho avuto anche la fortuna di metterla là sul 7, quindi è andata bene così. Allora, per concludere, a quel punto avete anche creduto di un possibile colpaccio come le 2 partite precedenti? Ma abbiamo continuato comunque a proporci in avanti, probabilmente però ci mancava un po', abbiamo speso tanto per recuperarla e quindi andava bene anche il pareggio fondamentalmente. Alla Spirito del spogliatoio comunque io sentivo da fuori, insomma è alto, fine. Sì, voi è un punto guadagnato, insomma. sì, assolutamente, perché Bene, come si era messa la partita. allora grazie Carlo e alla prossima. Grazie.